Mi diceva sempre, sta battuta prima o poi mi troveranno morto. Non è che ti lascia un po' così dei dubbi, però era proprio per la solitudine. Ed è successo davvero. Il ristoratore Maurizio Bassetto, 80 anni, titolare del ristorante Da Maurizio sulle Grave del Piave a Cimadolmo, è stato ritrovato senza vita dalla nipote nella concimaia a poche decine di metri dal locale. In già avanzato stato di decomposizione, la morte risalirebbe ad almeno 2 giorni fa. Erano le 6:30 quando è scattato l'allarme. Sul posto si sono portati su M118 e carabinieri della compagnia di Conegliano, che hanno a loro volta fatto intervenire i vigili del fuoco con un mezzo del nucleo NBCR e il medico legale per una prima ricognizione del cadavere. È stato recuperato. Io non posso dire, lascio i carabinieri, grazie. Il recupero è avvenuto con tutte le cautele del caso, senza escludere alcuna ipotesi. La concimaia è profonda oltre 2 metri. Quando il corpo seminudo è stato riportato in superficie, addosso 2 lame, un coltello e un rasoio, quelli che lui avrebbe usato per infergersi delle profonde ferite a torace e addome. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è dunque quella del gesto estremo. Abitazione e ristorante sono stati posti sotto sequestro. Erano in ordine, biglietti d'addio non ne sono stati trovati, eppure chi lo conosceva bene lo racconta come un guerriero, solitario, certo, ma pur sempre un combattente con idee spesso controcorrente e molta determinazione nel portarle avanti. Diciamo che stava passando anche un momento tranquillo, discreto, insomma, ecco. Quando l'aveva visto l'ultima volta? Guardi, circa 20 giorni fa, più o meno, un mese. Sono passato un pomeriggio, non chiamo neanche perché so che di solito il telefono non lo vede. E con un colpo di clacson è uscito, abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo parlato un po' del momento, così, insomma, che era un po' duretto per riprendere, però diciamo lui era uno che viveva un po' anche così, nella sua ruralità, nel suo essere un po' solitario, però sempre ben conosciuto, diciamo. In quell'occasione Zuccolotto, amico e cliente da sempre, era rimasto d'accordo per una cena a base di pavone da organizzare per settembre. Ma l'aveva trovato in buono stato di salute? Lo aveva trovato depresso in qualche modo? No, diciamo, ho sentito che è un'amica che lavora al supermercato di Mareno, le solite battute quando va a prendere i materiali e l'ha visto, insomma, contento, insomma. Ma il quadro che emerge dopo le lunghe ore di rilievi dei carabinieri è quello di un uomo solo che avrebbe deciso di andarsene. Sarà tuttavia l'autopsia sul corpo a dire l'ultima parola sulla morte del noto ristoratore.